Allora, lasciamo stare bilanci, non bilanci, confusione tra scuola e estate musicale, parliamo di teatro. Allora, torno da prima, noi non l'abbiamo messo a bilancio perché non potevamo metterlo. Ieri c'è stato il Consiglio di amministrazione a Santa Cecilia che non ha di fatto detto che non gestisce il teatro, perché non c'è la convenzione e non gestisce il teatro. Quindi noi ci troviamo adesso in una posizione dove il comune non ha possibilità di gestire il teatro a oggi, perché non l'abbiamo messo in bilancio e perché non esiste, non abbiamo i soldi per il momento. La fondazione non lo gestisce solo perché non riusciamo a trovare un accordo sulla modifica dello statuto. Io dico, so che poi Corrernò ovviamente ci dirà anche su questo, ma fa il suo mestiere, io dico che i rischi che io ho capito dalla dirigenza politica, io dico che dal segretario in giù sono consapevoli che la provincia non corre rischi per il futuro, perché la convenzione scade nel 2014. Quindi semmai siamo noi amministratori del comune di Portogruaro che ci sono, non quello di maggioranza o opposizione, perché tanto domani mattina si va alle elezioni e se la provincia o nessuno mette soldi il problema ce l'avremo tutti. Parlo di fondazione, cioè i famosi 90.000. Bene. Allora dice, guardate, la provincia non corre rischi, perché la convenzione scade nel 2014 e solo quest'anno, dal prossimo anno è finito, ormai anche questa gestione è finita. Dove sta il problema di far gestire o meno la scuola? Deciderà la provincia quando modificherà la convenzione, non adesso, se vuole. Quindi non c'è nessun rischio, nella maniera più assoluta. Allora, perché non lo facciamo la modifica che pone il direttore generale, che è quello di dire che la fondazione musicale gestisca anche il teatro e dopodiché fra un anno o tre, o neanche fra una stagione teatrale la cosa è finita e si ridiscute tutto dopo per evitare di saltare la stagione teatrale? La posizione nostra è questa, punto e basta. Non vogliamo fare nessuna polemica, non vogliamo fare nulla di strumentale, ci troviamo di fronte a una posizione dell'opposizione a Portogruaro, non so se tutta o qualcuno, che dice noi non saremo disponibili affinché non vogliamo che la fondazione musicale Santa Cecilia gestisca. Mi pare che questo lo abbiamo sempre detto. Sì, perché finisco. Lei sostiene che la fondazione gestisca il teatro? Sì, cioè io dico, noi diciamo che è più conveniente, io dico è più conveniente, visto i conti che noi abbiamo visto, le analisi che abbiamo fatto, è più conveniente che sia, per ovvie ragioni, andiamo verso un sistema dove non si può più assumere, si licenziano delle persone, non c'è professionalità in comune, cosa gli mettiamo a gestire un teatro che non è la stagione teatrale, attenzione Mascarini, fare il teatro, prendere il catalogo di Arte Ven, scegliere gli spettacoli e fare i biglietti e gli abbonamenti, non vuol dire niente, vuol dire gestire il teatro tutto l'anno. Chi lo gestisce? Il comune? Benissimo, vedremo quando sarà qualcun altro chi lo gestisce. Arte Ven non c'è da niente. Credo che lo sia in grado di... Ma vabbè, è la vostra posizione. Io dico, magari, bisogna trovare economie di scala rispetto a tutto quel lavoro che abbiamo fatto con la scuola, con la provincia, rispetto che usano gli plessi scolastici per la scuola di musica, perché sennò la scuola di musica non è un insegnante che ha 20 alunni e poi insegna, ogni strumento ha bisogno di un'aula, quindi è tutto collegato a quel polo. C'è musica, c'è teatro, c'è scuola, bisogna metterlo assieme. Non è mica così semplice. Contare al comune di Portogruaro il teatro costa 257.000 euro. Di questi 257.000 euro, diciamo che 100 sono legati alla stagione teatrale, 80-100, differenza tra quello che paghiamo a evento e quello che siamo di biglietti, il resto è la gestione pura, che va da gennaio, quello che è fino a dicembre, rispetto a questo teatro se lo deve godere la città. C'è una richiesta fortissima della città di utilizzo, è un patrimonio che, questo possiamo fare in un'altra commissione, ma c'è una richiesta molto forte, si deve capire come lo gestiamo. Noi abbiamo detto la cosa più conveniente per un comune di Portogruaro, buona gestione, è che lo gestisca la fondazione, perché è lì, perché ha il foyer, perché ha la scuola di musica, perché risparmia soldi di amministrazione, perché risparmia soldi di manutenzione, risparmia soldi di tutto. Però una visione diversa, mettiamola lì, ognuno si assume la posizione che ritiene più opportuna. Quindi, torniamo, la fondazione musicale Santa Cecilia ieri sera ha deliberato, ci sarà l'assemblea il 24,
ha deliberato che gestisce il teatro fino a aprile. Chiuso. Noi facciamo un bilancio fino a aprile chiuso, c'è un'incognita che è strettamente legata alla modifica dello statuto. Perché la provincia è assodato che non corre rischi, i bilanci li abbiamo mandati in tutte le maniere, perché la convenzione scade nel 2014, quindi non corre rischi. Secondo lei? No, non di crisi, c'ha della convenzione che rischio è che corre. È assodato del segretario, del direttore generale della provincia, mica me lo invento, Ho qui la sua firma qua. Ha detto, la provincia le garantisco io, è la politica che deve decidere. Se in un'altra situazione la convenzione scadesse fra 5 anni e avrei detto alla mia Presidente, cara Presidente, risolvi il problema subito perché c'è il rischio, per qualsiasi ragione, che la provincia venga responsabilizzata su perdite o su situazioni. Siccome la convenzione scade nel 2014, non me lo chieda neanche, perché è finita. Cioè la provincia scade, non scade la provincia, scade la convenzione. Anzi, è bene che i suoi consiglieri si preoccupano del fatto, se vogliono bene la sua città, che quando scade la provincia da adesso si pensano, perché se la provincia va via vuol dire che a lei manca 90.000 euro e li deve trovare, se no la fondazione non regge, così come regge la scuola. Quindi il problema è inverso. Abbiamo detto Guardate che fra quest'anno, fra 8 mesi, scade la convenzione, non c'è nessun rischio. sì, questa è l'unica realtà. Ma guardate che la modifica dello statuto proposta adesso questo arriva fuori il tempo massimo, arriva tardi perché il presidente Zoggia non ha voluto fare, perché di questa cosa sempre colpa non è colpa di Zoggia. Zoggia è stato furbo perché ha evitato di fare un passaggio in consiglio, perché il consiglio, siccome è composto in modo articolato e anche articolato non politicamente basta ma anche territorialmente, ha scelto di non andare a fare modifiche allo statuto e di andare in consiglio. Non avevo più fiato. No, io trovo coerente invece il ragionamento lineare, quello di dire focalizzare e concentrare risorse sempre più limitate, non estensione, non allargamento, ma focalizzazione. Di modifica. Lo scenario di finanza pubblica è sempre più complicato, sempre più complesso, gli spazi di manovra sono sempre di meno. Qual è l'interesse principale della provincia? Quello che ha portato questo ente a costituire la fondazione insieme al comune in Portogruaro. Perché io, provincia di Venezia, ho scelto di investire a Portogruaro e non a Milano o a Chioggia, faccio un esempio. Perché in questo modo si è riconosciuta un'eccellenza di questa città, un'eccellenza che è, ha un valore, una valenza che si riverbera ben oltre il territorio della provincia di Venezia e abbiamo visto che coinvolge a livello internazionale un'utenza internazionale. Quindi fa questa scelta e investe delle risorse. Se queste risorse sono finalizzate nel modo giusto, quello che è l'obiettivo che tutti quanti ci siamo detti e ribaditi in commissione consigliare anche in provincia di Venezia è il sostegno alla scuola di musica. Si teme e temiamo che qualsiasi altra estensione dell'oggetto sociale o allargamento dell'oggetto sociale, così come impostato qua, quindi faccio un esempio, articolo 3, comma svolgere altresì ogni altra attività strumentale per seguimento del suo scopo, poi a mero titolo semplificativo, organizzare mostre, eventi, rappresentazioni teatrali, cinematografiche di danza, nonché spettacoli in genere, gestire scuole, teatri, cinema ed ogni altra attività, eccetera, eccetera. Noi siamo contrari a questa estensione. Nel dibattito abbiamo maturato questa consapevolezza e diciamo siamo contrari a questa estensione. Vogliamo che la missione resti quella originaria, la vocazione originaria, che le risorse siano dedicate e finalizzate a questo. In realtà le modifiche sono anche altre, nel senso che abbiamo chiesto il revisore unico, una razionalizzazione del CNA, che è una cosa che non è neanche fattibile. Comunque la modifica dell'articolo 20, cioè che è quello, la norma transitoria, perché ad esempio oggi è statuto questa modifica anche ammesso che ci sia la possibilità di fare altro oltre che la promozione della cultura musicale, ci impediva, ci diceva l'articolo prima, i conferimenti in denaro aggiuntivi extra, al di là di quello che io devo dare ogni anno, erogati dai fondatori non aventi carattere patrimoniale, potranno essere utilizzati per finanziare lo sviluppo e l'attuazione dei compiti istituzionali
senza alcun vincolo di destinazione specifica. Okay. È chiaro che se tu tu allarghi, tu non però hai le neanche... due questioni non si possono affrontare diversamente. Bisogna vedere come nel senso che dal punto di vista di... economico allargare, in teoria differenziare le attività anche in prospettiva che non so, che si passi da una gestione privata piuttosto che tanti altri ragionamenti, credo anche sulle quote, ad esempio, che stanno pagando gli studenti e le famiglie per la scuola di musica, perché abbiamo poggi tante domande. Sai cosa vuol dire? In questo momento di crisi, cioè scusa, ho sentito anche dirmi che risultavano basse. Allora, perché probabilmente non tutti possono mandare i propri figli qua. Qualcuno di quelli che mandano i propri figli qua mi ha fatto anche il ragionamento, tutto sommato sono molto accessibili. Posso dire una Facciamoci cosa? tante domande. Io me la faccio. Però scusa Correno, bisogna anche che ci fidiamo delle rispettive. Il presidente e il sindaco di Portogallo ha fatto un'assemblea con tutti i genitori e tutti gli insegnanti al teatro solo una sera con il presidente e abbiamo affrontato il tema degli insegnanti che sono pagate pochissimo e degli alunni che se tu aumenti le rette col viaggio da fuori e qua corriamo il rischio di perdere l'eccellenza perché riducendo il numero degli studenti si riducono anche le capacità economiche della scuola di musica. Quindi c'è un giusto equilibrio che bisogna stare attenti tra gli insegnanti che non puoi aumentare. Allora c'è la disponibilità degli insegnanti a non aumentare il suo compenso pur di fare l'insegnante e di mantenere la scuola. Non posso aumentare le rette perché le rette corro il rischio di ridurre il numero dei presenti, quindi riduco i ricavi e quindi mando in sofferenza alla scuola. Cioè vuol dire, se un sindaco o un presidente della provincia fa un'assemblea e decide di mantenere ferme le rette e invita gli insegnanti a non chiedere aumento delle prestazioni, cioè ci fidiamo di legge perché sennò veramente facciamo fatica a gestire. La rappresentatività di un ente è riconosciuta. Se ogni volta che faccio io una cosa che ho messo in discussione dalla giunta faccio ben fatica io a gestire questo comune. Perché io credo che c'è un rapporto di delega e di fiducia reciproca, mi auguro, spero insomma.